buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura la bocciatura da parte del TAR dell'ordinanza del Friuli Venezia Giulia che aveva previsto la sospensione fino a fine gennaio delle elezioni in presenza alle superiori. La Regione già probabile che oggi il Presidente Fedriga firmi una nuova ordinanza nella quale ribadirà con maggiore incisività e rafforzerà con ulteriori dati scientifici le motivazioni alla base di quella dello scorso 4 gennaio con la quale è stato posticipato a febbraio il ritorno sui banchi di scuola degli studenti. E a farlo sapere a Telefriuli è proprio l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen che dice: siamo sconcertati e amareggiati in primis per l'assenza del governo che per scelta politica delega alle regioni la responsabilità di chiudere le scuole, in secondo luogo perché nel momento in cui lo stesso esecutivo nazionale estende lo stato d'emergenza fino al 30 aprile per gestire in maniera diretta e efficace la pandemia, un tribunale ordinario cancella la decisione della regione dettata da motivazioni legate solo ed esclusivamente alla tutela della salute. Il nostro obiettivo era e rimane la tutela del diritto alla salute non solo dei 50.000 studenti ma anche dei docenti e del personale ATA, sottolinea Telefriuli l'assessore. Nella nuova ordinanza, alla quale sta lavorando l'Avvocatura della Regione, prosegue, incrementeremo i dati e le evidenze scientifiche che dimostrano il collegamento tra contagio e mobilità. A questo proposito la conferma che lunedì le scuole non riapriranno arriva direttamente dal governatore Massimiliano Fedriga, intervenuto all'ANSA pochi minuti fa. Secondo quanto si è appreso, il governatore starebbe lavorando a questa nuova ordinanza che scongiura la decisione del tribunale. Secondo indiscrezioni la nuova ordinanza ricalcherebbe la precedente e dunque disporrebbe nuovamente la chiusura degli stessi istituti scolastici fino al 31 gennaio. Il governatore precisa che l'indicazione del comitato scientifico precisa che il provvedimento contro il quale è stato proposto il ricorso seguiva le indicazioni del comitato scientifico favorevole alla didattica a distanza e di averlo emesso per salvaguardare la salute di tutti ed evitare la saturazione degli ospedali. Fedriga ha ricordato i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità e INAIL relativi al mese di dicembre, in cui risulta che la fascia di popolazione più colpita è quella tra i 10 e i 19 anni, con una specifica maggiore incidenza sugli adolescenti di età superiore ai 14 anni. E si è conclusa da pochi minuti una manifestazione a Trieste da parte di alcuni genitori. La seguita per noi Andrea Pierini, vediamo le prime interviste. Il TAR ha dato ragione a voi genitori. I ragazzi devono tornare in classe, ma la Regione non sembra convinta. Allora, il TAR non ci ha ancora dato ragione, ha semplicemente sospeso l'ordinanza del Presidente e ha rimandato la discussione il 27 di gennaio. Ecco, io vorrei specificare che questa nostra non è una battaglia contro il Presidente Fedriga e contro la sua giunta, ma è una battaglia per far rientrare tutti i ragazzi a scuola in presenza e in sicurezza. Noi speriamo che il Presidente e gli assessori di competenza siano nostri alleati in questa battaglia. Il prefetto si è già espresso, il prefetto di Trieste, secondo lui è il caso di farli tornare prima possibile tutti a scuola. Ormai la cosa è urgente, siamo agli sgoccioli veramente e quindi ci aspettiamo buone notizie nei prossimi giorni. Comunque l'ordinanza scadeva il 1° febbraio, in questo senso manca poco oramai, mancano 10 giorni, quindi non c'è più pazienza, insomma, detta anche in maniera diretta? Non si tratta del 1° febbraio, si tratta che il 1° febbraio, se nessuno si fa sentire, lo slittamento ci sarà di nuovo, di questo siamo certi. Io personalmente temo anche per il prossimo anno scolastico e quindi genitori, per cortesia fatevi sentire, ragazzi non restate a casa in pigiama, venite in piazza perché abbiamo bisogno di sostegno, di aiuto per convincere la politica a fare quello che è giusto fare, riaprire le scuole.
Intervento dei carabinieri e della polizia in alcuni in alcuni agriturismi e ristoranti che hanno deciso di tenere aperto al pubblico dopo le 18 per la consumazione sul posto in segno di disobbedienza alle disposizioni dettate dal DPCM per il contenimento della pandemia da Covid-19. Gli interventi sono stati effettuati ieri in seguito all'azione di disobbedienza civile annunciata sui social con un hashtag Io apro 1501 a livello nazionale. I militari dell'Arma del capoluogo friulano sono intervenuti in particolare in 4 ristoranti, a Rive d'Arcano, a Tavagnacco, a Nimis, a Trieste, o anche la polizia in un ristorante di Udine. Generalmente però in questi mesi il comportamento degli udinesi e dei friulani è stato collaborativo nei confronti delle forze dell'ordine e a dirlo il questore di Udine, Emanuela De Bernardin Stadoan, alla presentazione dei dati 2020 della polizia che presentano un calo complessivo dei reati tranne di quelli informatici. Sentiamo l'intervista. Globalmente abbiamo registrato una diminuzione del numero complessivo dei reati. Questo è stato determinato dal fatto che c'è stato un spostamento del controllo sociale, ad esempio da tutte le attività economiche alle case, quindi sono molto diminuiti i furti in appartamento, in generale i furti, le rapine, insomma c'è stato un calo generalizzato. In crescita, come avviene da qualche anno, i reati di carattere informatico, tutti i comportamenti illeciti che si realizzano online, e questo è un trend che ormai è stabile, ma l'iperconnessione determinata dalle restrizioni ha determinato un ulteriore aumento di questi reati. La gente ha capito le disposizioni dei nuovi DPCM, mano a mano che si sono accavallati, siete dovuti ricorrere con chiusure di locali o con sanzioni nei confronti dei cittadini? Ma in generale c'è stata una collaborazione, un rapporto sereno con la cittadinanza, la quasi totalità ha compreso l'importanza del rispetto delle misure di contenimento. Chiaramente ci sono state delle violazioni, però in provincia abbiamo vissuto una certa tranquillità fino adesso, questo grande sacrificio che tutti hanno dovuto fare. Voltiamo pagina. Dopo un percorso di formazione di 2 anni, la ICOP di Basiliano ha ottenuto, prima tra le imprese di costruzioni italiane, il certificato Elite di Borsa Italiana del London Stock Exchange Group, marchio distintivo per le imprese in forte crescita e che rispondono a sistemi di governance e gestione conformi alle migliori pratiche borsistiche. Elite è il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012, che seleziona le aziende più ambiziose, dotate di un modello di business solido e di una chiara strategia di crescita. Secondo Piero Petrucco, amministratore delegato della società, questo nuovo traguardo collettivo ci rende particolarmente orgogliosi, certifica che la crescita deve essere un mezzo e non solo un fine, lo sviluppo dimensionale deve andare di pari passo con il progresso culturale della nostra impresa. La ICOP, pur già tecnologicamente avanzata nel suo settore, in questi anni ha spinto molto negli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione come fulcro per il proprio sviluppo. Esprimo soddisfazione, dice Petrucco, per la fine di questo percorso e l'inizio di questa nuova relazione, nella speranza che ci permetterà di farci accompagnare ancora in una crescita decisa ma equilibrata che ci consenta di non snaturare la nostra anima. A Udine partiranno a giorni i lavori di sistemazione di Largo dei Pecile. Ieri il vice sindaco Loris Michelini ha effettuato un sopralluogo nella zona che sarà interessata prossimamente dal primo cantiere che prevede anche il tanto discusso abbattimento dell'albero che si trova nell'area verde. Vediamo. Partiranno entro la fine di gennaio gli interventi di sistemazione di Largo dei Pecile a Udine, quanto emerge dal sopralluogo effettuato dal vice sindaco Michelini. Verso la fine del mese ci sarà il rifacimento di una parte di marciapiedi, ci sarà anche una sistemazione un po' del verde, verrà tolto un albero lì in mezzo che con le radici pregiudica
una parte anche con la rasatura, diciamo, una parte viene tolto per evitare che ci siano questi avvallamenti, un noto problema da molto tempo. E questo lavoro di marciapiede dovrebbe partire verso la fine del mese, che riguarda una parte di Largo del Pecile, proprio quello che fa da contorno. Certo che dopo dovrebbe essere, a fine di questi lavori, che dovrebbero durare una quindicina, una ventina di giorni, abbiamo in piedi un'altra gara d'appalto già assegnata per il rifacimento di alcuni tratti di asfaltatura. In questo caso dovremmo agganciare la fine dei lavori di Largo del Pecile per quanto riguarda i marciapiedi anche la sistemazione del parcheggio che è a fianco, quello che è dietro praticamente al Largo del Pecile, che dopo tantissimi anni lo vogliamo rifare perché è in condizioni molto indecorose. Musei e teatri chiusi per l'emergenza Covid, così l'amministrazione comunale di Faedis insieme alla Proloco ha deciso di allestire una mostra all'aperto dedicata agli storici percorsi da rally e autocross che hanno reso note le borgate di questo paese collinare. Una mostra organizzata in questo periodo dal comune di Faedis seguendo le modalità diciamo anti-Covid per non dimenticare la cultura, la storia, la tradizione del territorio di Faedis. Di cosa si tratta? Ecco, appunto, sempre legato alle normative anti-Covid, abbiamo tramite la Proloco di Faedis allestito questa mostra che ricorda un'attività che si svolgeva a fine anni 70 nel nostro territorio, che è l'autocross. In regione c'erano 5 circuiti, tra cui quello di Faedis, e dove portavano veramente migliaia di persone a vedere questa attività che è durata 6-7 anni, però ha portato veramente tanta gente sul nostro territorio. Ecco, abbiamo usufruito delle pareti del municipio, così i turisti e chi vuole venire a vederla la può vedere tranquillamente da solo, girando e vedendola sul municipio del comune di Faedis. Accanto a questa mostra in assestamento abbiamo messo altri soldi per far creare una cartina tematica sui sentieri di Faedis e di Attimis, che andremo a stamparla a fine marzo, quindi in primavera avremo anche questo materiale promozionale. Oltre a questo anche una brochure con la spiegazione, la promozione del nostro territorio, e quest'estate abbiamo fatto anche un video promozionale del territorio di Faedis. Non ci sono altre notizie, noi ci vediamo con l'informazione di Telefriuli alle 15:30. Grazie, arrivederci.